Vanno a ricomporre lo schieramento i cavalli della seconda corsa. Ripetiamo il campo di partenza: 1 Daytona Laxmi, 2 Dakota Fanning, 3 Diamante, 4 Duchessa BFC, 5 Divina Stella, 6 Diana Bye Bye, seconda linea 7 Darius, 8 Dogma, 9 Dina Spritz. Diamante il più appoggiato, numero 3 Federico Esposito in sediolo. Daytona Laxmi l'alternativa principale, macchina che stacca in questo momento con la velocità iniziale di Diana Bye Bye, che coglie ottima partenza dall'esterno e cerca di superare Daytona Laxmi, che si getta di galoppo. Quindi Diana Bye Bye in vantaggio. In seconda posizione sfila Diamante, che supera Dakota Fanning. Primi 200 metri completati in 14,7 da parte del leader Diamante. Diana Bye Bye, scusate, su Diamante, mentre in terza posizione Dakota Fanning. Vediamo il passaggio ai 400 in 32. Situazione che non cambia, in vantaggio è sempre Diana Bye Bye, che completi i 600 in 46,4, si trascina Diamante. Poi Dakota Fanning che rimane alla corda, mentre l'errore improvviso da parte di Diana Bye Bye al passaggio davanti alle tribune lascia al comando così Diamante nei confronti di Dakota Fanning e Dina Spritz, che si impegna per corsie esterne. Diamante in vantaggio quando siamo a poco più di 600 dalla conclusione. Seconda posizione per Dakota Fanning, poi Dina Spritz che cerca di progredire dopo 1 chilometro in 1,17. Terza posizione lungo la corda per Duchessa BFC, poi ancora Darius. Sono questi superstiti. Quando mancano poco più di 400 metri alla conclusione, si impegna a centropista Dina Spritz, che va al sediolo di Diamante. Lungo la corda è sempre Dakota Fanning, più indietro rimane soltanto Darius. Metà dell'ultima curva superato con Diamante in vantaggio. Seconda posizione per Dakota, non è più tanto incisivo Dina Spritz, e così in retta d'arrivo Diamante in vantaggio. Provano a riproporsi Dakota e Dina Spritz, ma Diamante ha buon vantaggio e nel finale controlla la situazione per vincere su Dakota Fanning e Dina Spritz in linea. Quindi foto per il secondo posto, mentre la vittoria è netta per Diamante. Federico Esposito 2 su 2 per l'allievo dei Gocciadoro, che dopo la vittoria al debutto è stato ritirato sul campo la volta successiva, quindi questa è la seconda effettiva e vince anche oggi. Da favorito Diamante e Federico Esposito, dunque assegno training di Alessandro Gocciadoro per la scuderia Pink and Black.